bentrovati a un nuovo appuntamento con Voi la Linea. È stato inaugurato questa mattina il nuovo centro vaccini di Udine. Nell'occasione il Presidente della Regione Fedriga ha sottolineato come sia grazie alle regioni che la campagna vaccinale sta andando avanti. Allora andiamo subito a sentire le dichiarazioni del Presidente della Regione. Governatore Fedriga, la campagna vaccinale massiva prende corpo anche con questo centro inaugurato oggi. Con un centro, e questo secondo me è un simbolo dell'impegno che stanno mettendo non solo Regione Friuli Venezia Giulia, ma tutte le regioni. Perché rispetto alle polemiche che leggo in questi giorni, io voglio ricordare che la campagna vaccinale sta andando avanti di fatto esclusivamente sulle gambe delle regioni. Questi centri sono fatti dalle regioni. Il personale di fatto è esclusivamente regionale. A noi dovevano dare più di 300 personale aggiuntivo, da livello nazionale ne sono arrivate meno di 50, con un'esigenza di 600, per essere chiaro, cioè ne servono 600, ci dicono vendiamo poco più di 300, ce ne arrivano realmente 50. Abbiamo fatto noi tutta la parte logistica, se non l'arrivo in regione che è governato da una parte direttamente da Pfizer, per gli altri vaccini quello a livello nazionale, punto. Quello che ci viene garantito a livello nazionale è l'arrivo dei vaccini, sempre che ne arrivino a sufficienza. Tutto il resto è fatto dalle regioni, quindi mettere sul banco degli imputati le regioni, dopo lo sforzo che continuano a fare, malgrado le 1000 difficoltà, pensiamo alle richieste che abbiamo fatto di modifiche legislative per la semplificazione della somministrazione dei vaccini, dal consenso informato in poi, mettere sul banco di imputati le regioni, e mi sembra che sia qualcuno che da Roma cerchi di fare lo scaricabarile. Bisogna capire che quel qualcuno. Io lo farò presente alla conferenza delle regioni perché penso che sia inaccettabile la continua umiliazione di tutto il personale che nelle regioni sta lavorando, perché è grazie a loro che la campagna vaccinale è iniziata e va avanti. Se aspettavamo quello che arrivavamo da Roma, oggi eravamo ancora qua a decidere probabilmente come iniziare. Parlando proprio di Roma, oggi potrebbero arrivare nuove indicazioni sulle restrizioni, che cosa si aspetta? Io spero che ovviamente oggi non arrivi nessuna indicazione prima di un confronto con la conferenza delle regioni. Noi sempre in modo responsabile siamo stati collaborativi, siamo pronti ovviamente ad ascoltare. Dico con chiarezza che noi dobbiamo avere un approvvigionamento di vaccini superiore a quello attuale. Se uno pensa di continuare ad andare avanti con le restrizioni, ho paura che non faremo un favore sicuramente dal punto di vista economico lavorativo, ma ho paura nemmeno da quello sanitario, perché stiamo vedendo che anche in questa zona rossa la gente oggettivamente fa molta difficoltà a rispettare le regole, e qua non si può colpevolizzare nessuno. Siamo un anno di sofferenze per il quale dobbiamo trovare una via d'uscita. La via d'uscita è fare una campagna vaccinale più massiva. Allora andiamo in diretta nel nuovo centro vaccini negli spazi della fiera con la nostra Paola Treppo, con te un ospite. Allora subito a te la linea, buongiorno. Sì, buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Come già annunciato siamo negli spazi della fiera, con noi Massimo Braganti, il direttore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Qui con noi vediamo insieme a lui come sta andando questa prima parte della giornata. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sì, sta andando bene, questa è la prova generale, la prima giornata di vaccinazione qui al Fiera, dove abbiamo replicato il modello che stavamo utilizzando sia presso il Santa Maria della Misericordia come pure il medesimo modello che abbiamo utilizzato nelle giornate che ci sono state a Codroipo, a Tolmezzo e a Cividale. Nella giornata di oggi sono previste 600 vaccinazioni, soggetti vulnerabili, e l'ipotesi è di portare a regime questo centro con un funzionamento tutti i giorni fino ad arrivare al momento in cui dovremo viaggiare per le cosiddette vaccinazioni di massa oltre le 2000 vaccinazioni al giorno. Questa mattina vedete ci sono diverse persone che attendono il loro turno, c'è anche stato un tra virgolette piccolo problema legato all'aspetto burocratico, dottore. Sì, l'invito a tutti quanti i cittadini, gli utenti che si presentano di compilare il consenso informato e tutta la scheda che è prevista. Questo al fine di velocizzare quella che è la partita di accoglienza e la possibilità da parte del medico di verificare l'anamnesi per poter permettere poi la successiva vaccinazione. Abbiamo attivato 8 postazioni di accoglienza proprio per fare questo tipo di inserimento
però purtroppo in molte situazioni si sono presentati con il foglio da compilare, per cui ha rallentato un attimo. Questa attività di rodaggio, di verifica ci serve anche per migliorare sempre di più il nostro servizio, in pratica come è avvenuto nelle strutture dove abbiamo già effettuato questo tipo di vaccinazioni. Ecco. Quindi è anche normale, la prima giornata, tante persone, qualcuno si è lamentato, ma tutti si sono messi diciamo in tranquillità ad attendere il proprio turno. Avete sentito prima, c'è una voce che chiama un po' come al supermercato il numero della persona, quindi che deve entrare, c'è massimo rispetto, vedete anche delle distanze di sicurezza, c'è il supporto della protezione civile fondamentale per far accogliere le persone e anche per le persone che chiedono informazioni dove devono mettersi quando è il loro turno. La situazione pare migliorare, dottore, in questi ultimi giorni, però la pressione sugli ospedali rimane importante. Assolutamente sì, ancora abbiamo moltissime richieste di posti letto di malattie infettive e di terapia intensiva. Purtroppo, anche se siamo in zona rossa, continuiamo a vedere dei comportamenti non proprio virtuosi nella cittadinanza, per cui rinnovo l'invito a massima attenzione per poter permettere di ridurre quella che può essere la capacità del contagio di potersi sviluppare ulteriormente. Ecco, molti di noi vedono l'arrivo della bella stagione, guardiamo oggi c'è un sole splendido, la temperatura è mite, da una parte va bene perché il virus potrebbe, dico naturalmente tra virgolette, ridurre la sua potenza, però può invogliare le persone a uscire, ad aggregarsi, che insomma potrebbe avere invece un effetto devastante, dottore. Sì, più che altro il pensiero va specialmente ai giovani e ai ragazzi che in giornate in questa maniera, con la voglia di aggregazione, magari allentano un po' l'attenzione, tirando giù la mascherina, magari non dico per fumare la sigaretta, ma per bere qualche bicchiere, e questo può aumentare quella che è la pericolosità del contagio, non solo per loro ma per i familiari, e di conseguenza poi la richiesta di accesso all'ospedale. Purtroppo la velocità con cui sta viaggiando il contagio, specialmente in questa che ormai chiamano terza ondata, è estremamente rilevante. Ecco, per quanto riguarda invece gli altri reparti, il Santa Maria della Misericordia di Udine, che tipo di riduzione ha come operatività normale? Quello, come è apparso sulla stampa, praticamente abbiamo ridotto tutti gli interventi se non quelli urgenti, proprio per liberare risorse da poter convertire nelle variazioni, dalle vaccinazioni al contact tracing e all'assistenza a pronto soccorso, reparti o terapie intensive. Allora ringraziamo il dottor Braganti per la sua disponibilità, per il suo intervento e tutto lo staff impegnato in questo momento, in questa importantissima operazione di vaccinazione. Qui Alexis dal Fiera, ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo assieme a Francesco Snidero per questo collegamento in diretta. Da questa mattina c'è stato un assalto alle farmacie in occasione dell'avvio delle prenotazioni dei vaccini anti-Covid per le persone dai 75 ai 79 anni. Non tutti i cittadini sono riusciti nell'intento a causa di un problema al sistema informatico. Poi si è risolto, andiamo a vedere com'è andata a Udine. Da oggi si apre una nuova fase della campagna vaccinale che riguarda le persone comprese nella fascia d'età 79-75 anni, cui è destinato il siero AstraZeneca, e le persone estremamente vulnerabili, cui sono destinati i sieri Pfizer e Moderna. Al via oggi le prenotazioni ed è assalto alle farmacie. Siamo riusciti a prenotare una quarantina di pazienti, soprattutto i pazienti fragili. Abbiamo dato priorità nella prima fase ai pazienti fragili, che sono tanti. Cui tutte le prenotazioni o quasi stamattina erano per oggi o per domani, e quindi erano tutti molto contenti. Possono venire, non ci sono in questo momento colli di bottiglia di nessun genere, quindi sì, andate nelle farmacie tutte quelle che hanno il sistema informatico collegato a INSIEL e al CUP. Ci siamo spostati nella farmacia Beltrame di Udine proprio per capire anche qui com'era la situazione. Già dalle 8, 8:30, lunghe file. Subito c'era la coda fuori stamattina dalle 7:30. C'è un momento di blocco proprio perché c'è un sovraccarico evidentemente di prenotazioni. Sì, tanto si riapre, quindi le persone aspettano ancora. Adesso proviamo se si riapre. Lei di Ho dov'è? 75 anni di Udine qui. Lei ha 75 anni, beh complimenti. Grazie.
E ci teneva tanto il vaccino? Sì, ci tenevo perché insomma un po' di paura ce l'ho, quindi preferisco farlo, insomma. Sì. Non ha paura di vaccinarsi? No, per niente. È in attesa di prenotarsi per il vaccino. Di prenotare per il vaccino. Di dov'è lei? Sono di Udine, Posso chiedere l'età? 76. Cosa significa per lei fare il vaccino? Tranquillità. In questo momento come vive lei? Chiuso in casa. Ha paura? No, paura no, ma seccatura sì. Quindi più ci si vaccina meglio è. Poi prima o poi finirà questa storia. Lei non ha paura di vaccinarsi? No. E ha la possibilità di prenotarsi oggi? Perché sono diabetico. E Cosa significa per lei il vaccino? Fondamentalmente è un sistema di sicurezza, un sistema di anche, speriamo, di libertà. E soprattutto anche pensare a tutti gli altri, non solo a noi, no? L'importante è farlo. Io il Covid l'ho avuto e sì, non è una passeggiata di salute, insomma. È andata bene, non ho avuto nessun problema, però insomma, non l'avessi avuto sarei stato meglio. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea, tra poco. Bentornati in diretta da voi la linea. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo centro vaccini negli spazi della fiera. Allora nuovamente la linea, la nostra Paola Treppo che si trova lì assieme al dirigente dell'azienda sanitaria Gianni Borghi. A voi la linea. Sì, rieccoci Alexis, tra l'altro in doppia veste perché è anche un primo cittadino di uno dei nostri paesi della carne, a 14 ore al giorno, un impegno importantissimo, tra l'altro colui che ha strutturato, ideato diciamo, i modelli vaccinali che abbiamo già avuto modo di conoscere a Codroipo, a Tolmezzo e a Cividale. Come sta andando oggi, dottor Borghi? Diciamo che oggi è una giornata molto impegnativa, stiamo cercando di realizzare quello che era il nostro primo obiettivo, che è quello di creare un centro vaccinale stabile di grandi dimensioni. Oggi l'ente fiera sostanzialmente ci consente di avviare un hub vaccinale con una potenza, una capacità di oltre 2000 vaccinazioni al giorno. Questo presuppone però di allineare diversi processi, che sono quello relativo alla fornitura di vaccini, il secondo è allineare quello che sono le risorse umane di professionisti che ci vengono, diciamo, forniti per mantenere e alimentare questo flusso importante di vaccinazioni, e il terzo è l'organizzazione. Quindi questo è determinante per il successo di un centro. Le difficoltà che abbiamo trovate, ogni posto, diciamo, ha delle difficoltà, e le difficoltà per noi sono un motivo per migliorare l'organizzazione, e quindi, diciamo, spesso facciamo tesoro di quelle che sono le osservazioni che ognuno ci fa, e questo ci permette di migliorare. Quindi i modelli che abbiamo sperimentato sul territorio di queste giornate vaccinali, chiamiamole così, verticali, in cui vacciniamo 1000 persone al giorno, ci hanno consentito di perfezionare. Ovvio che tutto questo si realizza con delle sinergie, le sinergie che l'azienda sanitaria mette in campo con la protezione civile, con i comuni, col volontariato. Questo, diciamo, è quello che ci aspetta, e questo è, secondo me, il punto di forza. Dobbiamo fare sinergie, non si può abbandonare l'azienda, non si possono abbandonare i comuni, non si possono abbandonare i cittadini. È uno sforzo importante. Ovviamente in questo sforzo importante chi gioca una partita rilevante è il cittadino. Il cittadino ci deve aiutare, capendo che il processo, diciamo, è un processo complicato che impone delle responsabilità, e quindi la prima responsabilità del cittadino è attenersi alle osservazioni che vengono date, ovvero la puntualità, non arrivare prima perché non ha senso, portare il modulo del consenso informato già compilato, la scheda anamnestica già compilata, capisce? Queste sono delle cose che, diciamo, giocano un ruolo rilevante. Altra cosa rilevantissima è quello che succede fuori dai centri vaccinali. Una perfetta organizzazione da parte, diciamo, dei comuni, della polizia locale, del volontariato presuppone che i flussi diventino più fluidi. Oggi noi stiamo sperimentando in questo comune come si possa fare una vaccinazione di massa, mettendo a frutto, diciamo, le esperienze, e questo oggi qualche risultato
positivo ce l'abbiamo, nonostante diciamo, ci sia, come sempre succede il primo giorno, tanta affluenza. E allora ringraziamo il dottor Borghi e ringraziamo di nuovo tutto lo staff e tutte le persone che collaborano per questo importante piano vaccinale. E ricordiamo che ognuno di noi deve fare la sua parte. Allora qui di nuovo dal Fiera Alexis ti restituisco la linea. Grazie a te Paola, assieme a Francesco per questo collegamento in diretta da Martignacco. Per noi è una grandissima luce perché finalmente rivediamo la luce. Con queste parole Antonio D'Alfonso, presidente regionale dell'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato, commenta il fatto che venerdì inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid a favore delle persone che hanno subito un trapianto d'organo. A loro sarà somministrato il siero Pfizer o Moderna. Oggi parliamo di questo avvio delle prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid. Voi eravate in attesa di questo momento da tanto tempo e proprio ieri sera è arrivata a lei come presidente dell'associazione la mail del vice governatore Riccardo Riccardi. Certo, è arrivata intorno alle 18:30, cui ringrazio sinceramente l'assessore Riccardi per il suo impegno che sta dimostrando in questo periodo di vaccinazione, perché lo so che è molto impegno. Poi noi abbiamo la protezione civile regionale che è uno dei migliori di tutta Italia, chiamiamolo così. L'assessore si sta comportando molto bene, soprattutto con i trapiantati, adesso proprio come dicevo ieri sera è arrivata l'email che ci ha dato un po' di conforto, ci ha dato tutte le spiegazioni come veniamo vaccinati. E quindi aspettiamo, io specialmente sono in attesa di fare il vaccino perché ho un nipotino che voglio avere a casa mia. Le liste d'attesa dei trapianti e dei trapiantati inizieranno il giorno 26, che verremo contattati da ognuno dal suo ambulatorio di trapianti, di cui fegato, cuore e reni. Ognuno chiama i suoi pazienti. E ci recheremo all'ingresso dell'ospedale, al CUP, vicino al CUP, ci fanno il vaccino. Iniziano, come ripeto, il venerdì, dalle 14 alle 18. A voi saranno assegnate le dose Pfizer o Moderna, non AstraZeneca? Sì, uno dei due, o Moderno o Pfizer, sicuramente quelle lì, perché siamo immunosoppressi, quindi abbiamo dei grossi problemi e quindi l'unico farmaco è quello lì che potremmo fare. Complessivamente tra trapiantati, cuore, fegato, reni, liste d'attesa, oncologiche, eccetera, a livello regione ne siamo 2.300 circa, tutto complessivamente. Tra trapiantati di cuore, rene e fegato sui 180-200. Questo è il numero che ne faremo un po' al giorno quando siamo persone immunodepressi perché prendiamo farmaci. Diciamo, il vaccino per voi è una grande gioia. Per noi è una grandissima gioia perché rivediamo la luce un'altra volta, perché quando ho fatto il trapianto nel 2006 con il professor Bresadola, l'aiuto Baccarani, sono rinato un'altra volta perché sai, problemi di fegato, vuoi fare il trapianto, il dottor Soardo di Cervignano mi ha detto tu facciamo il trapianto o te ne vai dall'altro paese. Quindi ho fatto il trapianto, sono rinato e mi è andato tutto benissimo. Col vaccino spero di stare ancora meglio. Ecco. Ci richiede la linea la nostra Paola Treppo all'Ente Fiera, alle porte di Udine, nel nuovo centro vaccini. A te la linea. Sì Alexis, qui abbiamo incontrato il sindaco di Udine Pietro Fontanini per l'esecuzione del vaccino anti-Covid. Sì, oggi ho fatto la prima dose del Pfizer e io appartengo purtroppo a una categoria a rischio, non perché sono sindaco, ma perché ho una malattia, una patologia che mi classifica in questa fattispecie. Stamattina ho fatto la prenotazione tramite la mia farmacia e subito ho ricevuto la disponibilità, come tante persone, perché oggi qui alla fiera si sono aperti nuovi spazi molto ampi, è arrivata tantissima gente, penso che abbiano vaccinato più di 600 persone e quindi i dati sono importanti, un servizio che funziona molto bene.
Ho incontrato tante persone che erano arrivate anche per la seconda dose, quindi per chiudere questo ciclo di vaccinazione, perché sappiamo che per fronteggiare il coronavirus bisogna vaccinarsi, e questo è l'invito che faccio anche a tutti i cittadini, magari a chi ha ancora qualche dubbio, ma penso che siano pochissimi, per venire a vaccinarsi e prenotarsi. Allora, grazie al sindaco di Udine Pietro Fontanini e di nuovo Alexis ti restituisco la linea qui dal Fiera. Grazie Paola, andiamo a Sacile, il piccolo teatro Città di Sacile, in attesa della ripartenza degli spettacoli, lancia una campagna di crowdfunding per rinnovare l'impianto di illuminazione della compagnia. Con l'occasione gli attori sono tornati a calcare il palcoscenico del Teatro Ruffo. Benvenuti a teatro. È così che di solito la compagnia Piccolo Teatro Città di Sacile saluta il suo pubblico, ma da molti mesi a causa del Covid le sale sono chiuse. Nessuna locandina in bacheca. Nessuna fila di spettatori in biglietteria e nessuna rassegna in programma. E anche la nostra compagnia non mette più in scena sul palcoscenico i suoi spettacoli. Tutto questo ha rinviato un progetto importante per noi, con il debutto del Borghese Gentiluomo di Molière, e ci ha impedito di investire delle risorse per il rinnovo del nostro impianto luci, ormai datato, con nuove soluzioni tecnologiche di qualità, sicurezza, flessibilità e risparmio energetico. Per questo ora abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché quando la sala sarà di nuovo abitata dal brusio degli spettatori, e gli attori dietro il sipario vivranno gli ultimi attimi di terrore prima del debutto, possiamo tornare ad offrirvi uno spettacolo. Vabbè, ma non posso neanche finire il discorso? Ma dai, capa, pensavo non viene messa. È messa, insomma, almeno che offrirvi uno spettacolo tutto da godere sotto nuove, belle luci della ribalta. Altrimenti qualcosa potrebbe andare storto. Signora, la vostra gentilezza mi scalda il cuore. Vi sono debitore. Oh, signor Cavaliere, mi fate troppo onore. Luce, non si vede niente. Ma dai, la rifacciamo, dai, vai là, la rifacciamo. Signora, la vostra gentilezza mi scalda il cuore. Vi sono sincero debitore. Oh, signor Cavaliere, mi fate troppo onore. Stefano, ti sei fatto male? No, tranquilla, andiamo avanti, dai. Tutto bene? No, a posto. Sicuro? Sì, dai. Oh, Fiori, dove è che si va a cambiarsi qua? Rino, è qua, vieni. Ecco, sto scuro, adesso ha avuto che sappiami dove che devo andare, oh streghetta. Signora, la vostra gentilezza mi scalda il cuore. Vi sono debitore. No, Stefano, aspetta un attimo, ho perso l'orecchino. Eccomi qua! Vengo anche a portare la pantofola di Nerone, un'antica rarità! No, compare, non ti gacca più! Ma come mi appena chiamato? Non ti gaccia ma! Iga ditto, orecchino, no orecchino! Con sto scuro non si sente niente! Dai, che andiamo! E ora basta, dai, volevano finirla! Oh, se puoi sapere dove che se ne andare qua? No, qua c'è sto muro, qua non c'è niente qua! Rino, ma dove sei andato? Ok, fermi, adesso veniamo a sistemare.
avete capito come stanno le cose. E allora aiutateci a tornare in palcoscenico con un nuovo impianto luci, moderno e funzionale. Lo diciamo anche per voi, Sostenerci è facile. Andate sul sito web www.ideaginger.it e cercate la nostra campagna. Basta un click per donare e vivere con noi, in prima persona, la magia del teatro. State con noi, sotto nuove luci della ribalta! Ecco, te pareva. Siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telefriuli in diretta alle 16:30. Buona giornata.